stiamo vedendo una ripresa di presenze sul territorio, soprattutto sul lago di Cavazzo. E questo, diciamo, è già da qualche anno che stiamo notando questo interesse. Ovviamente noi non siamo stati pronti a far sì che questo interesse sia suffragato da iniziative, da investimenti che possano permettere la permanenza sul lago. E voglio anche con tutta onestà dire questo: noi abbiamo ottenuto alcuni anni fa un finanziamento importante regionale quasi pari a 1 milione di euro che stiamo cercando di investire proprio per permettere che il lago possa essere valorizzato, e mi riferisco alla sponda nord. Che cosa succede? Succede che ovviamente, diciamo, realizzare qualcosa in un'area così compromessa dal punto di vista idrogeologico da 1001 problemi di natura ambientale, di natura idrologica e soprattutto, diciamo, con l'impatto che c'è delle grandi infrastrutture che sono presenti, ci hanno frenato, e questo non va assolutamente bene. Io l'ho detto più volte anche alla Regione, così come i poli sciistici, così come i poli della montagna, anche il polo del lago di Cavazzo deve rientrare in quello che è il pacchetto che possiamo mettere a disposizione delle persone. Nella mia sponda ho grande difficoltà, ho un'autostrada che mi passa sopra la testa, ho una centrale idroelettrica, ho una centrale di pompaggio della SIOT. Il lago di Cavazzo dovrebbe essere, diciamo, gestito in primis dalla Regione.